Carissimi amici della comunità di Sant'Eulalia, carissimo Don Mario, carissimo amico e fratello Mario, la mia non può, né deve, e neppure voglio che appaia come una voce singola, privilegiata dall'età, cioè di essere il decano, il grande vecchio di quel consiglio pastorale che per diversi decenni ha accompagnato l'opera pastorale di un grande parroco. Non deve essere quindi questa mia la voce di un singolo, perché in essa si riflettono e si uniscono, come in uno straordinario coro, quelle di Isabella, di Salvatore, di Pier Giorgio, di Suor Gabriella e dei tanti, e sono centinaia a mia memoria, che in questi anni, insieme ed in fraterna armonia, ci si è trovati insieme a far da manovali ed apprendisti nella grande opera di ricostruzione spirituale e civile di questa parrocchia e dell'intero quartiere, come progettata e voluta proprio da te, Don Mario. Avverto quindi una grande tristezza nel ricordare i tanti passaggi ed i tanti eventi attraversati in questi anni, ma soprattutto mi sento oltremodo commosso di dover dare il saluto, che sia di commiato di un arrivederci, non saprei, ad un parroco che ci lascia, ad una guida che ci è stata sottratta, forse ingiustamente, ad un amico da cui oggi dovremmo dividerci per via di un atto che ci è parso pastoralmente iniquo, tanto da averci privato nella quotidianità della vita, come nella comunione spirituale e liturgica con Cristo Gesù, di quella che è stata per tutti noi un legame forte, ricercato ed amato, che ci ha fatto sentire innanzitutto Chiesa, cioè popolo di Dio. Infatti tutti noi della comunità di Sant'Eulalia ti dobbiamo, carissimo Mario, un ringraziamento per quel che ci hai donato con tanta generosità in questi anni. Ti siamo grati per averci fatto conoscere la grande valenza dell'evangelizzazione come strumento per sentirci comunione prima ancora che comunità. Ti ringraziamo ancora per averci guidato e accompagnato nel cammino verso una cristianità che hai voluto fondata nella solidarietà e nella sussidiarietà con tutti, nella pratica di una fede in Dio Padre che si è unita alla carità e alla speranza per affrontare e superare i quotidiani travagli del nostro tempo. Si è tutti noi consapevoli che con questa celebrazione dell'Eucaristia, che è insieme per me come per tutti noi un momento di solidarietà e di speranza, potrebbe aver termine in qualche modo la grande stagione del Rinascimento di Sant'Eulalia. Lo dico con grande commozione e con accorata tristezza, perché quello che tu sei riuscito a fare qui, nel quartiere di Marina, ha del prodigioso. Attorno a questa chiesa, che non è mai stata solo un luogo di liturgie, di preghiere e di pregnanti catechesi, ma un cenacolo di vita sociale, si è potuta inverare con un insieme straordinario di opere, di iniziative e di realizzazioni, una grande stagione di redenzione, religiosa e civile insieme. Perché proprio grazie alle tue parole e alle tue iniziative, Mario, si è ritrovata e si è riossigenata l'identità cristiana e civica di una comunità che era apparsa disorientata e sperduta. Si è riaccesa così in tutti noi la fiammella della Chiesa di Cristo e la parrocchia è ritornata ad essere, come nei tempi del primo cristianesimo, centro motore ed animatore di una vita comunionale secondo i canoni evangelici. Perché, cerco ora di dirlo con le parole di un teologo fiammingo che ti sto molto caro, hai fatto della tua parrocchia
cioè dell'intera comunità vivente in questa tua Chiesa e che con te ha pregato e operato nell'evangelizzazione, la necessaria ed autorevole mediatrice per il conseguimento di un bene comune e per poter dare risposte di fede, di speranza e di carità alle tante domande postici da un'attualità difficile che ci opprime e che spesso ci ferisce. Caro Don Mario, permetti che mi rivolga a te unendo la mia voce, quella di Salvatore, di Isabella, di Suor Gabriella e di quanti, e sono tantissimi, ti sono stati vicini in questi anni, intensi e travagliati, fertili sì di opere buone, quanto sterili di pubblici riconoscimenti. Vorrei dirti con affetto che ti siamo tanto vicini, oggi più ancora di ieri e di avantieri, in un abbraccio fraterno che vale più di 1000 parole, perché quello che ci hai donato con il tuo esempio e nel nome del Cristo Gesù è stato per noi tutti un qualcosa di meraviglioso, che ci ha dato forza e coraggio nelle angustie della vita quotidiana e soprattutto fede e speranza in un domani di redenzione e di felicità spirituale. Sappi dunque, carissimo Don Mario, che noi, tutti noi, ti saremo ancora e sempre vicini. Ti accompagneremo ovunque la volontà dello Spirito Santo ti porterà a svolgere il tuo servizio pastorale, perché non è un ordine o un editto ad annullare un legame o a stabilire una distanza. La tua Chiesa, quella a cui hai dedicato il tuo servizio di chierico, siamo tutti noi, ora e sempre, perché sentiamo tutti noi di dover ringraziare Domine Dio di averci mandato te come nostro pastore, come animatore e sostenitore della nostra fede, perché desideriamo pregare il Signore nostro Dio perché illumini quanti oggi possano far sì che questo di oggi non diventi un distacco definitivo dal nostro pastore, proprio perché quel principio che canonicamente chiamiamo della salus animarum, contenuto nell'appello che questo nostro Consiglio pastorale ha inviato alle autorità diocesane, ne ispiri e ne regoli le decisioni, anche e soprattutto nel rispetto delle leggi e degli ordinamenti. Aggiungo ancora, carissimo Mario, un altro motivo, questo sì intimamente personale, che rende il mio rimpianto odierno ancora più triste e doloroso, perché della mia famiglia, cioè di quella che si consolida negli affetti, nel dolore e nelle vicende quotidiane, tu sei stato parte integrante, punto essenziale di riferimento, di consolazione e di gioia per tutti, genitori, figli, nipoti. So bene che da domani tutto per me sarà diverso, per cui ti prego, da fratello a fratello, di non lasciarmi solo con le mie tante croci, di accompagnarmi sempre con le tue parole e con la tua presenza, nella speranza e nella fede per un domani di salvezza. Ed è per questo che nelle mie preghiere quotidiane ho chiesto a Santa Eulalia di intercedere presso il Padre Eterno perché questa nostra fratellanza, caro Mario, non abbia mai fine. Così sia.